Per la terza giornata del Trofeo Regione Veneto, allo stadio di Via Santa Elisabetta a Verona si gioca la partita Team Santa Lucia Colosine contro il Cadidavi. Per il team è una partita importante dal punto di vista del risultato, ma dopo 2 sconfitte in campionato, questa partita è importante per vedere se ci sono dei miglioramenti. Si sono viste una specie di 2 partite diverse. Nel primo tempo hanno giocato prevalentemente i giovani, nella seconda prevalentemente i senior. Dirige l'incontro il signor Maffeis, coadiuvato dai signori Pasquato e Raimondo. Comincia il primo tempo, batte il Santa Lucia. In avvio di partita c'è questa rimessa imperfetta del portiere del Cadidavid, il passaggio verso Pileci è un po' lungo, Tedesco raccoglie. Manco anche la sbagliata che dato. Poco dopo è Ziviani che combatte e conquista palla, si lancia verso l'area avversaria, scambia con Pileci e viene atterrato al limite dell'area. La punizione è battuta da Ziviani, il suo rasoterra è parato da Tedesco. Punizione per i Cadidavi battuta da Ciriaci, ribattuta dalla barriera. Paglia recupera, la mette debolmente tra le braccia di Peritore. Azione del Santa Lucia, Ziviani riceve, poi si accentra e la mette per Riva, che in qualche maniera recupera, si libera di un difensore e fa un tiro che finisce tra le braccia di Tedesco. Batti e ribatti sulla destra del campo, azione da Tamburello, poi Pileci fa questo tiro che finisce ampiamente fuori bersaglio. Calcio d'angolo battuto da Cadidavi, la palla è respinta dalla difesa, Cherdevara raccoglie e tira, ma il suo tiro è a lato. Adesso punizione del Cadidavi che viene messa a fondo campo da Viola. Sul calcio d'angolo successivo la palla è messa fuori da un nostro difensore, ma sul nuovo calcio d'angolo è Cavazza a saltare più in alto di tutti e metterla in rete. Alla ripresa è Ziviani che, servito sulla sinistra del campo, si lancia in azione solitaria verso la porta, riesce a tirare ma Tedesco respinge. Azione articolata del Cadidavi con tiro finale di Ciriaci che Peritore para facilmente. E azione che sembra già vista, Ziviani viene atterrato di nuovo al limite dell'area, c'è un'altra punizione. Battuta a rasoterra deviata sull'angolo della porta rischiando l'autogol. Ma sul successivo calcio d'angolo Pasini è il più lesto e la mette in rete per il pareggio. Prima della fine del tempo viene servito Ziviani, tenta un tiro al volo improbabile e si mangia il vantaggio. E sulla ripartenza del Cadidavi, con questo lungo lancio, l'arbitro chiude il tempo e manda tutti nelle spogliatoi.
Comincia il secondo tempo, batte il Cadidavi. All'inizio del tempo il Cadidavi ottiene questa punizione, batte Sacconi e Golfer in sacca. No. Alla ripartenza, dopo qualche scambio in avanti, c'è questo infortunio. Residori riceve in faccia il gomito di un avversario e deve essere sostituito. Esse Residori entra Ambrosio. Azione che parte da Pulbere per Ziviani, che la mette al centro per Pasini. Il suo tiro passa al lato del palo a destra della porta. Adesso è il Cadidavi che fa questa discesa sulla destra del campo. Viola copre, Peritore para a terra. Punizione di Ambrosio, la difesa respinge, Pasini recupera, il suo tiro è ribattuto, poi ci riprova ma è alto sulla traversa. Ed ora c'è una interruzione, viene sostituita il 70% della squadra, entrano alcuni senior e i titolari. Belfanti. Azione che parte da Belfanti, Ambrosio, Pulbere che la mette per Salvagno. Tiro per Bresaola che contrastato la mette sopra la traversa. E poco dopo, con questa escursione sulla destra del campo, è Gragnato ad essere lanciato in area e il suo tiro sopra la traversa. E bella azione di Santa Lucia, Belfanti è lanciato sulla destra del campo, fa un traversone ma un difensore mette fuori. Rimessa da fallo laterale di Belfanti che scambia con Pulbere che fa questo traversone, Pilecci la sfiora, poi l'azione sfuma. Belfanti chiama palla sulla destra del campo, scambia con Pulbere, poi Varano prende palla e fa questo tiro che supera la traversa. Poco dopo è Salvagno che ci prova su punizione, ma il tiro è ancora alto. Adesso è Sacconi che ci prova dalla distanza, la palla è ancora alta sulla traversa. Scambio Salvagno-Ambrosio, Salvagno sulla sinistra del campo. Tiro di Salvagno che Pulbere mette di testa per Bresaola che si gira e fa un ottimo pallonetto che si insacca sulla destra della porta di Tedesco. Il Cadidavi con questa partita rischia il passaggio del turno, riparte subito sulla sinistra del campo, arriva anche a tirare, nessun problema per il nostro Peritore. E poco dopo rischiamo su questa nuova azione del Cadidavi, non riesco a individuare il nome del tiratore, ma la sua conclusione è appena sopra la traversa. E adesso invece è il Santa Lucia andare vicino al gol. Tiro di Salvagno respinto dalla difesa, Varano raccoglie, tira, il suo tiro spella la traversa. La fatica comincia a farsi sentire, ma siamo ormai alla fine. Su questa rimessa da calcio d'angolo c'è una serie di tiri verso la porta che non vogliono sapere di entrare. Poi l'arbitro fischia e chiude la partita. Non volevo entrare con la palla,